Buongiorno Italia, oggi voglio fare una marchetta un po' particolare. A te dirò, l'oggetto in questione è anche relativamente semplice, dovrebbe essere una super autoradio della Toto. Perché sto condizionale? Adesso ti spiego. Punto numero 1, unboxing. Magari se scrissavo rec era più semplice fare la recensione. Comunque ragazzi, stiamo parlando della Toto X10, che è un autoradio molto particolare per camper ma anche per auto, no per moto mi raccomando. Procediamo subito all'unboxing. Sì, adesso ti spiego il perché è una recensione particolare, adesso ci arriviamo. Cablaggio 1. Cablaggio 2, cablaggio 3, sarà contenta a me prof di matematica, cablaggio 4, cablaggio 5, cablaggio 6 e cablaggio 7. Supporto per la tua SIM, presa USB 1 per collegare dispositivi esterni e presa USB 2. Per dispositivi esterni intendevo tipo una pendrive contenente delle canzoni o dei video. Madonna, perché così chiaro adesso? Antenna GPS, antenna WiFi, antenna DAB, poi scoprirai cosa significa, e il super bestione a 2 DIN, poi scoprirai cosa significa 2 DIN. La particolarità qual era? Questo a Toto X10 lo installeremo sul camper di Mirko e mi dirai cosa c'è di particolare. Che questa recensione te la farà completamente, interamente Mirko. Mirko, come molti di voi sanno, è una persona abbastanza famosa per quanto concerne il mondo delle autoradio e degli impianti audio da gara, quindi chi meglio di lui per recensire un autoradio, voglio dire. In cambio che Gassemo, cosa di tu? Ma sì dai, che Gassemo. Ciao a tutti, benvenuti su Camillo. Oggi faremo vedere l'installazione dell'autoradio A8 X10 nei vari procedimenti. Allora, prima di tutto si procede con l'estrazione dell'autoradio vecchia. Punto primo, nei vari connettori che ci ha fornito A8 troveremo quello più indicato per il nostro tipo di mezzo. Come si fa? Bisogna guardare praticamente le connessioni, soprattutto che sono quelle più importanti, sono quelle dell'alimentazione, invece quelle del segnale audio sono quelle tutte standard per tutti quanti. Allora bisogna guardare che le connessioni coincidano con il tuo vecchio autoradio, per cui A-Toto ha fornito vari tipi di connessione. Punto numero 2. Abbiamo scelto il connettore più adatto. Adesso proseguiamo all'installazione del connettore sull'autoradio e la prima accensione. Punto numero 3. Siccome Camillo negli anni è stato modificato più volte, io sono costretto a tagliare il connettore ISO. Il connettore ISO è quel connettore standard montato su tutti gli autoradio che ti permette la connessione facile. In questo caso lo standard dell'alimentazione esiste ancora, lo standard delle casse purtroppo no, quindi sono costretto a amputare una parte di questo cablaggio e fare un piccolo accrocchio per modificarlo. Punto numero 4. La connessione dei cavi audio. Allora, i cavi audio sono praticamente 2, 4, 6, 8, praticamente sono 2 e 2, 4 delle portiere davanti o il lato davanti del tuo mezzo, 2 e 2, 4 del lato posteriore del tuo mezzo o cappelliera, come si vuol dire se fosse in caso di un'autovettura. Sono praticamente distinti da vari colori. C'è il verde, c'è il viola, c'è il grigio e c'è il bianco. Allora, il grigio e il bianco sono per il lato front, cioè il davanti, mentre il viola e il verde sono per il lato rear, cioè praticamente il posteriore. Ok, al 3, taglia filo a grigio. 1, 2. Aspetta! Non c'è un filo grigio, c'è rosso, verde e giallo! Che strano. Io ho grigio chiaro, grigio medio, grigio scuro. Davvero? Oh, porca troia. Colpa mia, sono daltonico, perdona. Questo è una massa aggiuntiva per ulteriori upgrade. Questa è una potenza aggiuntiva o antenna per l'antenna elettrica o per l'accensione di amplificatori secondari. Questo è un altro positivo per accensione di ulteriori dispositivi. Parking brake, il famoso parking brake sarebbe un filo di massa che si usava anni che fu, si usa ancora, per evitare di vedere la TV mentre si corre o filmati. Dopo qua ci hanno fornito un altro positivo di servizio. Questo è un altro sottochiave da utilizzare volendo, e un altro positivo di servizio. Sono praticamente i vari positivi di servizio, sarebbero per comandare le varie telecamere che lei può gestire, tipo la telecamera frontale, la telecamera retro, praticamente quella posteriore,
e tu da qua lo puoi gestire automaticamente tramite le varie connessioni che lei ha già di serie. Punto numero 5, l'installazione delle varie antenne della Toto X10. Allora, la Toto X10 è munito di varie antenne: antenna GPS, antenna DAB, antenna Wi-Fi. Punto 6, porte USB. A Toto X10 è possibile installare 2 porte USB per tutti i tuoi device, hard disk o ricarica telefonini, diciamo. E dopo lo spinotto numero 7 sarebbe il punto numero 7 per ulteriori applicazioni che può fare l'X10, che logicamente tutto ben spiegato nel manuale scaricabile online, ha varie funzioni tipo il jack per la connessione cuffie esterne e tante altre piccole cosette molto interessanti riguardanti soprattutto l'audio. Allora, punto numero 7, siamo arrivati al momento più bello, cioè l'installazione dell'X10. L'X10 sulla parte dietro, posteriore, ha tutte le sue varie connessioni, a parte i cavi che già abbiamo elencato, però ci sono ulteriori connessioni. Ad esempio ci sono le connessioni per le varie telecamere, per il microfono, un'uscita HDMI, e dopo c'è la classica uscita per l'antenna, quella non DAB ma quella normalissima terrestre che tutti quanti usiamo, un'uscita ottica digitale e un'uscita coassiale per il segnale video, un'altra uscita per un altro segnale video e varie connessioni per tutte le robe che sono già state passate, cioè delle varie antenne, dell'antenna del GPS, dell'antenna del DAB e delle prese USB. Allora, anticipiamo già che un piccolo bug del sistema è che l'X10, se si mette la lingua italiana, purtroppo alcune parole, una buona parte, non sono ben tradotte, quello sì. Il sistema invece è abbastanza veloce. La mia prima impressione sull'X10 è: come schermo voto 9. La qualità, come già si è vista dalle immagini, è veramente nitida, anche da inclinazioni diciamo non fronte ma a 45 gradi si vede veramente bene. Allora, adesso noi procederemo con l'installazione del telefono, anzi la configurazione tra telefono e X10, in modo che si possa usare Google Maps, il CarPlay e tutte le sue funzioni che ha e addirittura i suoi aggiornamenti. Vediamo se con il primo aggiornamento che scaricherà avrà un miglioramento sul bug della lingua italiana. Diciamo che la lingua italiana come bug è su 10 caratteri, cioè su 10 parole te ne sbaglia una, due. Magari è la prima versione, è stata fatta così, magari con l'aggiornamento hanno corretto questo difetto. La luminosità buona, la velocità di esecuzione buona. Attualmente il dispositivo è vuoto, non ha nulla, ma secondo me anche caricando diverso materiale non cambierà più di tanto, perché la memoria interna di questo dispositivo è ben elevata, la memoria di stoccaggio pure. Punto numero 8, le antenne di X10. Allora, X10 ha varie antenne. Questa ad esempio è l'antenna che riguarda il sistema DAB. Il sistema DAB che cos'è? È niente meno che il digitale terrestre che si vede normalmente sulle case, è applicato su antenna da autoradio. Vuol dire che cosa? Mirko, cosa vuol dire DAB? Semplice, ti piace ascoltare una determinata radio, in qualsiasi parte del mondo sarà possibile ascoltarla, perché tramite questa antenna e la connessione lui ti garantirà il segnale in qualsiasi parte del mondo. Poi ha la sua antenna GPS, che questa va messa praticamente a disposizione del veicolo o fronte marcia, perché lui sa dove è il veicolo per darti i dati di navigazione. PS riguardante questa simpatica antennina: questa antennina va attaccata al vetro del veicolo e questa parte va attaccata alla massa del telaio. Mi raccomando, l'etichetta nera, massa telaio, etichetta trasparente, e lei al vetro del veicolo.
Sì, abbiamo un piccolo dietro le quinte, abbiamo aggiornato il firmware, il software di sistema e ora voglio vedere se parla ancora in Burundi o... no, parla ancora in Burundi, guarda qua, impostazioni e non stati mai. Non stati mai. Dove più, Mirko? Cioè, non te non stati proprio mai. Però adesso qua è andato in italiano, vedi tu, Veneto, Brugine, prima era in cinese. Sì. Ok, quindi, vabbè, insomma, test tamarritudine. Che differenza, guarda. Allora, però... Beh, ha un touch, però Mirko che non è il massimo, come touch. Forse perché non è inserito. Forse perché non è inserito bene. Non è ancora lanciato bene sul posto. Allora, Cuccio. a parte che lui ha una marea di sfumature, nel senso che, come abbiamo già visto prima, che è da praticamente A telecamere spente. a telecamere spente, ci abbiamo già giocato un pochino, La mappa qua. ecco qua, solo di equalizzazione ce n'è da lavorare un bel po', perché tutti questi parametri si possono configurare come cacchio vuoi te, nel senso, ne puoi fare tutti i colori. Dopo ha dei preset già impostati da casa madre che si possono chiamare da qui o da qui sotto, come facevo io prima. Questo sarebbe il bottone più semplice, che è sempre presente nella schermata principale. Questa è la schermata, quella più figa, diciamo, da smanettoni, Completa. che qua si divertono. Ti dico, il giocattolo si presenta bene, la distorsione armonica non c'è, perché se, come ho fatto prima, ti ho messo l'autoradio a cannone, diciamo, la distorsione armonica non è presente. Ma tu prima cosa avevi? Comunque una buona autoradio, cosa avevi? Un Alpine. Un Alpine, ok. Passando da quella a questa, quanto hai perso di qualità? O hai guadagnato, o è la stessa roba, o non si percepisce? Allora, qualitativamente parlando, diciamocelo chiaro e tondo, Alpine ha un difetto. Ha circa 27-28 di volume, entra in distorsione armonica. Questo non è entrato in distorsione armonica. Potenza parlando, siamo più o meno lì. Ha quei 45-50 watt per canale, come che sia l'Alpine. Quindi è quello. Dopo, noi stiamo facendo suonare un furgone. Far suonare un furgone, ragazzi, non è facile. Io ci sto lavorando, tu hai visto, ti ho fatto vedere ulteriori upgrade che avranno fatto su Camillo. Non è facile. Il subwoofer sì, ti ricordi che c'era, sì, adesso non è più presente, perché qual era il problema? Mi smontava il bagno. Ecco. Vabbè, dettagli, cazzate, dai. Io sto cercando di... Io ho smontato sia volte il bagno senza subwoofer. Sì, ma questo si smontava perché si muoveva tutto. No, io sto cercando di fare un compromesso con la potenza che ci dà un autoradio di serie e la fisicità che c'è all'interno di un luogo come un furgone o come un camper. Siamo già a un buon punto. Questo tipo di autoradio qua mi piace, ha già un bel suono diverso. Ok, quindi io direi adesso ti facciamo la pagellina. Allora, livello audio, qualità audio da 0 a 10. Qualità audio da 0 a 10 qua un bel... Sempre sinceri, senza esagerare. Così a freddo 8,5, quasi 9 se lo prende. 8,5, ok. Qualità del touch, io mi astengo perché a me non piace questa qualità del touch. Il touch secondo me adesso è un po' scarsina, perché probabilmente perché l'autore non è fissa, quindi non ti sente il dito, è come quando usi il telefono d'inverno con i guanti. Eccoci, probabilmente una volta fissato bene cambierà di sicuro, e lì lo valuteremo tra un po' di giorni. Qualità del navigatore è praticamente il classico Google Maps, e da là non si scappa, quindi abbiamo tutti i soliti aggiornamenti di Google Maps e tutto quanto, quindi quello, chi conosce Google Maps sa già cosa è, il voto è quello, quindi gli diamo un bel 7, 7,5, perché Google Maps anche lui ha i suoi bug ogni tanto, che rompe le palle, ti manda a campi, quello è normale. Ma qual è il navigatore che non vi ha mai mandato a campi? Ditemelo.
mica quello che manda soldi a campi per Ecco, mountain bike. Però diciamo che adesso io aggiungerei un parametro del quale nessuno ha mai parlato, la praticità. Cioè proprio infatti la praticità è una roba che ti Sì, manda in devi- stress, ti rompi i coglioni, è piacevole da usare o è una rottura di balle? Praticità ci devi prendere la mano perché, come avevamo già visto, è un po' da smanettarci dietro, però quando ci hai preso la mano, se come ad esempio qua abbiamo già configurato un po' la schermata principale, ci abbiamo messo quello che ci piace, tipo il navigatore è già disponibile, vedi, tac, parte il navigatore. Ah, tra l'altro, scusa, mettiamo una cosa importante, siccome questa almeno è la cosa che piace a me, siccome è un sistema Android, Mirko ha collegato il suo account Google, pertanto lui come me ha i suoi posti in più la nostra mappa dei rubinetti, Esatto. lui qua vede automaticamente tutti, vedi, a me come tazza non è proprio per me il massimo, vede tutti i punti salvati, quindi lui vede tutti i rubinetti. Adesso togliamo un attimo e vedi, è questo, questo è l'unico difetto che gli ho trovato, la qualità del touch, quella è l'unica cosa, probabilmente migliorerà con gli aggiornamenti del firmware, ok, questa è Oppure una quando cosa. sarà fissato del tutto. Quindi tu avendo il tuo account, tac, vedi, avrai tutti i tuoi puntini salvati. In questo caso le goccioline d'acqua sono i rubinetti che ho passato a Mirko, le bandierine verdi sono i punti da visitare, da vedere. Quindi lui cosa fa? Dice, io oggi col mio puntino blu sono qui, qual è la cosa che ho più vicina, non so, per andare a mangiare, che avevo già selezionato, oppure il rubinetto per caricare l'acqua, ecco, devo fare l'acqua. Qual è il più vicino? Guarda, questo è il più vicino, quindi clicco su questo puntino, indicazioni e parte il navigatore, hai capito? Esatto. Quindi questa è una bella cosa. Esatto, la figata di questo sistema è che essendo praticamente autoradio barra navigatore barra tablet, alla fine è un tablet, si sta usando il mio account, ma in realtà questo è il navigatore che ci sarebbe sul tuo telefonino barra tablet, però avendo fatto lo stoppiamento, se io vado ad aprire il mio navigatore, che è quello che sono due cose veramente distinte, cioè io posso usare questo esatto, e questo che sul telefono contemporaneamente. è una bella cosa. Io, ad Invece esempio, se si usa il CarPlay è la coppia, su questo è la coppia speculare dal telefono, cioè quello che si vede qua si vedrebbe anche sull'autoradio. Come CarPlay non mi piace, preferisco meglio questo, ecco, diciamo. Ricezione autoradio, la classica ricezione dell'autoradio in modalità antenna normale, quindi l'FM no? l'FM, bravissimo, quindi modalità normale va benissimo, in modalità DAB l'abbiamo già provata, va bene, la proveremo meglio nei prossimi giorni perché anche l'antenna non è ancora installata, è poggiata lì, deve essere installata sul vetro, allora andrà molto meglio. Che dire, lo proviamo, vediamo nei prossimi giorni, lo spremeremo, vedremo come girerà, ma soprattutto il bello è che si può scaricare tutto quello che vuoi, perché essendo un tablet ci butti dentro il mondo. E questo è il bello. Sì, tutti i tipi di navigatori che vuoi, Sì, addirittura sarà, secondo me è possibile che se tu metti la chiavetta che ti legge i file dati dalla presa dalla presa diagnosi dell'auto, tu qua vedrai la tua diagnosi della tua auto. Sì. Basta scaricare l'app, tutto lì. Dai, quindi fermo i voti separati, Mirko. Secondo Ok. te ha provato? Per me è approvato.